Tutti, buonasera, shalom, grazie e pace. Possiamo alzarci in piedi? Ho visto tutti quanti che parlavate, che avevate questo bel momento di comunione, ma non sono sicuro che hai dato un abbraccio alla persona che sta dietro di te. Allora girati verso la persona dietro di te e dagli un abbraccio per cominciare questo culto. Quelli dell'ultima fila non devono fare i furbi, non devono girarsi. Anche i ragazzi alla regia, datevi un bel abbraccio. Cominciamo questo culto essendo uno in Cristo veramente. Amen. Siamo nel secondo culto, nella seconda serata del nostro mese di compleanno della Chiesa, di questi 19 anni della Chiesa, e sono sicuro che come la settimana scorsa, come nella prossima settimana e come in quelle a venire, Dio farà grandi cose in mezzo a noi questa sera. Dio è già qua presente, Dio già sta muovendo il suo spirito in mezzo a noi, e ti chiedo, sii desideroso te stesso di non uscire di qua senza una parola da parte di Dio. Girati verso la persona di fianco a te, dici così: mi dispiace, ma questo culto è per me e io non uscirò di qua senza la mia benedizione. Amen. Allora facciamo una preghiera che Dio possa portare questa benedizione sulla sua Chiesa questa sera. Padre, nel nome di Gesù siamo qua, Signore, riuniti oggi alla tua presenza, sotto la tua bandiera, sotto il tuo nome, per proclamare che tu sei il Re dei Re e il Signore della nostra vita. Noi ti chiediamo solo, Dio, di portare la tua presenza in mezzo a noi. Facci sentire, Signore, quanto forte è il tuo Spirito, Signore, che è già qua presente. Faccelo sentire nei nostri cuori, che questa sera possa essere una sera di rinnovo nella vita di tante persone, di restaurazione in queste famiglie che sono qua presenti, Dio. Nel nome di Gesù, non farci uscire da qua, Signore, senza il tocco del tuo Spirito nella nostra vita. Nel nome di Gesù, benedici questo culto, benedici la tua Chiesa. Amen. Sentirà la tua
della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. Sulla chiesa, Il suono della festa e là si sentirà di alleluia. Il suono e la tua gloria si sente più forte. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Noi ti ringraziamo, Signore. Alleluia, alleluia. Tu hai già sentito la presenza del Signore? Alleluia. Amen. Il Signore è qui e si muove tra di noi. E noi oggi vogliamo adorare. Questo culto si chiama Adorarti perché è proprio per Lui questo culto. Noi vogliamo adorare a colui che merita. Noi sappiamo che Lui è qua e sta lavorando in mezzo a noi, rompendo le prigioni, toccando i nostri cuori. E la sua presenza vuole trasformare qualcosa che in te forse per te è impossibile. Lo Spirito Santo è qui in questo luogo. Lui può aprire un cammino in mezzo al deserto. Lui può guarire una ferita che per te è impossibile. Lui può fare quello che per gli uomini, che gli uomini hanno dichiarato che è impossibile. Il nostro Dio può fare. Anche se tu non lo vedi in questo momento, Lui c'è qui. Anche se tu non lo vedi, Lui c'è qui. Alleluia. Tu sei qui, ti muovi in mezzo a noi, ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, rompendo le prigioni. Tu sei qui, cambiando i nostri cuori. Ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, sentiamo la tua grazia. Ti adorerò, ti adorerò. Il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Tu sei qui, ti muovi in mezzo a noi, ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, rompendo le prigioni, ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, cambiando i nostri cuori, ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui,
Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio, il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio, asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo è il... Questo è il nostro Dio, asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo è il nostro Dio, asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo è il nostro Dio, asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo è il nostro Dio, asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo è il nostro, asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo è il nostro Dio, asciughi le lacrime, guarisce le ferite. Questo è il nostro Dio, il nostro Dio, il nostro Dio, cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio, il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Anche se non ti vedo, ti sento, tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Anche se non ti vedo, ti sento, anche se non ti vedo, ti sento, tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Anche se non ti vedo, ti sento, anche se non ti vedo, ti sento, tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Anche se non ti vedo, ti sento, anche se non ti vedo, ti sento, tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Anche se non ti vedo, ti sento, anche se non ti vedo, ti sento, tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Anche se non ti vedo, ti sento, anche se non ti vedo, ti sento, tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Anche se non ti vedo, ti sento, anche se non ti vedo, ti sento, tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio, il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio.
questo è il nostro Dio. 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 Dio qui questa sera sta agendo in mezzo a noi. Dio sta qui questa sera e vai fare qualcosa di straordinario. Non distrarti questa sera con lo Spirito Santo. È qui in questo luogo. Alleluia. Alleluia. Io non so se tu lo sai, ma questo è il mese, come ha già detto il pastore prima, è il mese del compleanno della nostra chiesa. E il tema di quest'anno, del nostro compleanno, è eccellenza. Compiamo 19 anni, l'anno scorso ovviamente 18, e il tema è stato maturità. Ma quest'anno il tema è eccellenza, perché dopo la maturità non bisogna smettere di cercare di crescere, ma bisogna crescere passo dopo passo, cercando di arrivare all'eccellenza con Cristo. E se tu sei qui questa sera, è una chiamata che Dio ti fa, un passo dopo l'altro verso l'eccellenza. E a volte l'eccellenza sta nel dare un passo di fede, un passo che neanche tu sei sicuro di potercela fare, ma l'eccellenza non la troviamo nei posti comuni, non la troviamo lì dentro casa, la troviamo nelle montagne più alte o negli oceani più profondi. E oggi è proprio qui che noi vogliamo andare, un passo in più in questo oceano profondo di grazia, in questo oceano profondo di eccellenza che Dio ha per noi. Quindi oggi io ti invito, se non l'hai ancora fatto durante queste lodi, a offrire il tuo meglio, a offrire con eccellenza la tua adorazione all'unico che è degno. Alleluia. Tu mi chiami sulle acque, dove i miei piedi non possono restare. Lì ti incontro, e lì ti incontro in un mistero, in mezzo al mare confiderò, e al tuo nome chiamerò, e oltre ma se cresce il mare soltanto in te, perché io sono tuo. Sulle acque, dove i miei piedi non possono restare, e lì ti incontro in un mistero, in mezzo al mare confiderò, e al tuo nome chiamerò, e oltre le onde guarderò. Se cresce il mare soltanto in te confiderò, perché sei mio e sono tuo.
Guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi. Voglio andare più vicino. Guidami perché di te io, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami perché di te io mi fido, Gesù, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. In tua presenza. In tua presenza. Gesù, guidami perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Guidami perché di te io, Gesù, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada. Voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. E al tuo nome chiamerò, oltre le onde guarderò, se cresce il mare soltanto in te confiderò, perché sei mio. Dichiarerò il tuo nome. Al tuo nome e oltre le onde, se cresce il mare, soltanto in te confiderò, perché sei mio e sono
Questa lode ci parla di un passo della Bibbia in cui gli apostoli sono sulla barca e a un certo punto vedono Gesù in mezzo alle acque e Gesù chiama Pietro e gli dice: Pietro, vieni qua, Pietro, vieni da me, cammina sulle acque. E la Bibbia ci racconta che Pietro scende dalla barca e comincia a andare sulle acque. Molti di noi sanno come questa storia va a finire. Pietro non riesce a fare più di qualche passo e inizia ad affogare. Ma la lode che abbiamo cantato non ci racconta di Pietro che è affogato, ci racconta di quel Pietro che ha avuto fede di scendere da quella barca e di seguire Gesù. E quello che io voglio dirti questa sera è che tu possa non perdere questa fede, ma che tu possa avere questa fede, una fede grande da mettere i tuoi piedi fuori dalla tua barca. Pietro non aveva niente di meglio di nessuno di noi. Pietro era il peggiore forse tra tutti gli apostoli, ma ha avuto fede, quella fede così grande che ci permette di fare cose impossibili. Forse oggi tu stai pensando che tu non meriti niente, forse stai pensando che sei l'ultima persona che Dio guarderebbe, forse stai pensando che tutto quello che sta succedendo nella tua vita sta andando sbagliato, forse stai pensando che nella tua casa le cose stanno andando male e che tu non meriti niente, che tutto ciò che fai, che tutto ciò che ci succede, tu non meriti niente. Ma Pietro non era migliore di te e ci basta una cosa perché Dio ci faccia vedere il suo impossibile: fede. Che questa fede possa essere creata in te per mezzo dello Spirito Santo di Dio, che tu possa ricercare questa fede per vedere miracoli succedere nella tua vita, che tu possa non gettare la spugna, che tu possa non dire più io mi arrendo, questa situazione non va avanti, io mi arrendo, nella mia casa le cose non vanno bene, io mi arrendo, nella mia vita tutto va male, io torno da dove sono venuto, io non continuo più questa cosa, io non vengo più in chiesa. Che tu possa non dire questo. Dio ti chiede una cosa per farti vedere l'impossibile, per farti vedere che anche tu puoi camminare sulle acque. Fede. Riponi ogni tua speranza nel nostro Signore. Riponi ogni tua speranza. Comincia a pregare come non hai mai pregato fino ad oggi. Comincia a digiunare come non hai mai digiunato fino ad oggi. Comincia a lodare Dio in ogni momento, in ogni istante della tua giornata. Non separare soltanto queste 2 ore di culto, l'adorazione a Dio, ma inizia ad adorare Dio quando ti svegli la mattina, quando vai a lavorare finché sei al lavoro, quando ritorni a casa con la tua famiglia. Comincia ad adorare Dio in ogni momento, perché questa fede possa nascere e crescere in te e tutto ciò che stai passando possa passare per i miracoli di Dio e tu possa vedere l'impossibile di Dio realizzarsi nella tua vita. Possiamo cantare ancora insieme come noi seguiamo il nostro Signore. Cantiamo insieme, canta forte, canta adorando Dio. Non importarti della persona che c'è di fianco a te, lei starà cantando più forte di te. Canta più forte che puoi, canta con tutto il tuo cuore, canta per Dio e di che tu vuoi seguirlo in questa camminata, che tu hai fede di scendere dalla tua barca e andare sulle acque insieme a Lui. Perché di te io mi fido, sulle acque io cammino.
restare in tua presenza. In tua presenza. In tua presenza. Mio Gesù. In tua presenza. Padre, fai crescere in noi questa fede questa sera. Che questo culto, Signore, possa segnare una separazione da ciò che stavamo vivendo prima e dal livello di fede che vivremo a partire da oggi. Che anche la persona che si sente più minima in questa stanza oggi, per mezzo di questa fede, per mezzo dell'amore che tu hai per noi, possa vedere i tuoi miracoli, possa vedere il tuo impossibile, possa vedere se stesso scendere da un barco e camminare sulle acque. Nel nome di Gesù, Signore, riempi, Signore, ognuno di questi cuori della tua fede, Signore, della fede in te, ciò che ci permette di vedere e di vivere il tuo impossibile. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Io ti chiedo di sederti qualche minuto, ma vorrei invitare qua una persona molto speciale, la nostra missionaria Sonia, sorella Sonia. Missionaria non di titolo, ma di fatto, no? Tutti noi abbiamo pregato per lei in questo poco più di un mese, giusto? Da quando è partita. È stata tra i propositi di preghiera di questi 19 giorni che stiamo facendo la mattina su Zoom, ciò che lei sta vivendo in questa missione di 6 mesi, e oggi condividerà con noi un po' di ciò che sta vivendo. Grazie. Buonasera a tutti, come state? È bello, davvero è bello essere qua, è bello vedere come mentre Dio sta cambiando me, sta facendo qualcosa di meraviglioso anche in voi e sta cambiando questo posto e sta cambiando ciascuno di noi, no? È bello che dopo un mese solo vediamo questo grande cambiamento e è davvero incoraggiante per me. Non so se tutti sanno che sto facendo questa scuola, è una preparazione per poi la missione. E siamo 3 mesi ad Arco a fare lezione e ogni settimana abbiamo vari speaker, vari insegnanti che appunto parlano su alcuni argomenti. La prima settimana abbiamo parlato del cuore paterno di Dio, poi di Gesù, dello Spirito Santo. Abbiamo fatto a Milano una settimana sull'evangelizzazione e poi abbiamo messo in pratica questa lezione a Torino. E Dio sta facendo tante cose, davvero. A volte parlo con chi mi scrive, no? E dico sempre che Dio mi sta dando così tante rivelazioni in un momento che sto con Lui, come di solito magari me ne dava in una settimana o in un mese, davvero. E penso che la rivelazione più grande che ho ricevuto e che sto continuando a ricevere da quando sono arrivata è che Dio è mio padre. E voi direte, va bene, è vero, no? È vero, Dio è tuo padre, però quante volte non trattiamo Dio come padre? Perché oggi io sono qui per questo weekend e sono tornata a casa, e a casa di mio papà io posso andare e posso aprire il frigo e posso prendere quello che voglio. Non devo chiedere a Dio il permesso. Papà, posso aprire il frigo? Stessa cosa, non devo chiedere a mio padre. Papà, posso aprire il frigo, aprire il frigo e prendere qualcosa dal frigo? Posso farlo. Stessa cosa, io non devo guardare al divano e avere paura di sedermici sopra o chiedere il permesso a mio papà Andrea, che tutti voi conoscete. No, io posso sedermi sul divano
e fare quello che mi pare, è casa mia. E penso che Dio mi sta dando proprio questa rivelazione sul fatto che la casa del Padre è la mia casa e ovunque io sono, questa è la casa di Dio, no? E possiamo sederci sul divano, possiamo andare a prendere qualcosa dal frigo, possiamo stare in relazione con Lui come noi siamo in relazione gli uni con gli altri. E forse questa è una verità banale per alcuni, però non è banale, perché sono andata sulle strade, ho parlato con persone, ho parlato con un ragazzo a Milano e alla fine della conversazione ero con un mio amico e abbiamo chiesto se potevamo pregare per lui. E lui mi ha guardato così, non so come si fa, come mi devo mettere. Faccio, no, non ti preoccupare, possiamo parlare con Dio come io sto parlando adesso con te. E lui era sconvolto da questa notizia. Poi abbiamo pregato per lui, era davvero colpito. Un'altra volta ho parlato con una signora e sarebbe una lunga storia da raccontarvi, però lei prega ad una statua. E alla fine di tutta la conversazione io le faccio, ok, posso pregare io per te adesso? Tu mi hai raccontato tutta la tua storia, posso pregare io per te? E lei mi ha detto, in che senso, qua? Così, perché lei ha l'idea che per pregare lei deve avvicinarsi ad una statua. E anche lì le ho detto, no, è molto semplice, io sto parlando così con te, non ti preoccupare se arrivano dei clienti, perché io parlo con mio Padre come parlo con te. E non so, penso che questa rivelazione è così semplice e il Vangelo è così semplice. Dio è Padre e noi possiamo avvicinarci al divano che è nella sua casa, sederci con Lui e chiacchierare con Lui. È una rivelazione così semplice, però è una rivelazione così profonda, perché il divano su cui noi siamo seduti è il trono della misericordia di Dio, è il trono dell'universo ed è così profondo, è così semplice ma così profondo. E davvero penso che quello che Dio mi sta insegnando in questo periodo è proprio questo. È molto semplice, il Vangelo è molto semplice, possono capirlo i bambini, però è così profondo ed è per noi. È per noi, davvero. E se c'è qualcosa che posso incoraggiarti in questo momento è semplicemente siediti sul trono dell'universo con tuo papà e fai una conversazione con lui. È così semplice, però è così profondo e davvero la tua vita può essere cambiata. Guardare il Padre faccia a faccia sopra il suo divano ti trasforma. E quindi ecco, sì, niente, continuate a pregare per me. Adesso sono qua per un weekend, sono qua con delle mie amiche e alla fine di queste lezioni avremo ancora un mese, andremo in missione, pregate per noi, siamo nel Medio Oriente, non posso dire qua dove andrò perché è una zona un po' sensibile, però se volete chiedermelo successivamente ci sono. E sì, mi siete mancati tanto e mi mancherete ancora, però ci rivedremo molto presto. Grazie mille. Continuiamo a pregare per Sonia nelle nostre preghiere, per lei, per tutte le ragazze e i ragazzi che sono con lei in questo campo missionario, per ciò che stanno oggi imparando e per i frutti che darà tutto quello che loro in questo tempo stanno apprendendo. E che tutto ciò che loro stanno vivendo, ciò che Sonia sta vivendo, che ha raccontato qua, possa produrre un frutto anche in noi, che non sia solo per lei, ma che sia per tutti quanti noi. Amen. Diamo qualche avviso prima di continuare il culto. Aiuto. Saltiamo il primo avviso. Questo avviso era della settimana scorsa, no? C'è il gruppo di coreografia, è già stato fatto, ormai non potete più entrare, quindi l'hanno messo soltanto per far rattristare coloro che non si sono iscritti prima. Pentitevi, stanno dicendo, no? Voi che volevate entrare e non avete dato il nome, ravvedetevi, l'anno prossimo ci rivediamo.
Sala di intercessione, c'è come sempre la nostra sala di intercessione il sabato alle 7:30, anche oggi c'erano un bel numero di persone. Pensate, il nostro diacono Paolo è arrivato in chiesa alle 2 per non arrivare in ritardo alla sala di intercessione, ma era presente anche lui lì insieme a un altro gruppo di persone, e la preghiera che hanno fatto sicuramente ha benedetto il culto di questa sera. Io credo fortemente che la presenza dello Spirito Santo, che tu sicuramente hai sentito nelle prime lodi, in tutto ciò che è già stato ministrato fino a questo momento, è anche frutto di quella mezz'ora di preghiera che Paolo insieme a molte altre persone hanno fatto in questa sala di intercessione. Questa sala non è solo per gli operai della Chiesa, è per tutti coloro che hanno questo desiderio, questa chiamata di intercedere per gli altri. Quindi ognuno che sente questa chiamata, che sente questa vocazione, no? È benvenuto ogni sabato alle 7:30 nella nostra sala di intercessione. Mercoledì abbiamo il nostro culto in casa, sarà a casa della nostra diaconessa Adriana. Dov'è Adriana? Vediamo se la vediamo. Non la vediamo, ma c'è Giuliano a rappresentanza della casa. Eccola là Adriana, di fianco a Giuliano. Alza la mano Adriana che tutti ti vedono. Sì signora. Mercoledì siamo a casa tua. Siamo a casa tua per i culti in casa in zona Legnago, quindi tutti coloro che abitano a Legnago, ma anche coloro che abitano a Zevio, a coloro che abitano a Colonia Veneta e in tutta questa zona di Verona, sono benvenuti a partecipare al nostro culto in casa, a casa di Adriana, di Junior, di Giuliano. Amen. Siamo entrati nei 19 anni della nostra Chiesa, in questo periodo di eccellenza, con tutti i propositi che ne seguono, no? Che abbiamo messo. Chi ha già cominciato chi ha cominciato almeno un proposito di quelli che abbiamo fatto? Alzi la mano che ha cominciato almeno un proposito. Tenete la mano alzata, vediamo quelli che hanno cominciato 2 propositi. 2 propositi, almeno 2, 3 propositi, 3, voglio sapere quali sono i 3 propositi che state facendo. Sono 8 in tutto, Quanti ne hanno già fatti 8? Quanti sono già riusciti a rialzare qualcuno? Vediamo, quanti hanno fatto il proposito di non lamentarsi? Bravi, ma cioè, proprio neanche una volta? Neanche una volta? Ma abbiamo detto che si rinnova questo proposito, ogni giorno si rinnova, quindi alla mezzanotte c'è un refresh, si può ripartire da zero, ma chi si sta impegnando in questo proposito è molto molto bravo. Trovate tutti i nostri propositi sul gruppo della Chiesa, sui social, non li ripeteremo tutti quanti qua, ma prendete un tempo, ormai manca solo una settimana alla fine dei 19 giorni. Ci sono 8 propositi, quello a cui so che tanti stanno partecipando è quello della preghiera delle 6 del mattino. Prendete questo tempo finché magari state andando a lavorare, magari se siete già al lavoro potete mettervi le cuffiette, o se magari riuscite a svegliarvi mezz'oretta, un'oretta prima del solito, fate questa preghiera insieme a noi alle 6 del mattino. Sono sicuro che è di benedizione per la tua giornata, ma anche ogni proposito di preghiera che facciamo in questa mezz'ora benedirà molte altre persone, quindi partecipate a questo proposito di preghiera insieme a tutti gli altri propositi che riuscite a compiere per questi 19 giorni di eccellenza. Amen. Termino già i nostri avvisi, vi chiedo di alzarvi in piedi, facciamo un momento delle offerte. Anzi, prima, puoi accendere un attimo le luci, Alberto? Scusami. Ma state pure in piedi, presentiamo i nostri visitanti di questa sera. Ci sono tanti visitanti, non leggerò i nomi di tutti, ma vi chiedo chi è la prima volta che viene in chiesa qua, se può alzare la mano, che possa essere ricevuto bene. Tutti coloro che per la prima volta oggi sono venuti in chiesa, alzate le mani. Guardate, c'è quel signore là dietro che mi dà una gioia che oggi è qua, Edoardo. Allora io chiedo a qualcuno, tenete la mano alzata, chi è la prima volta che viene in chiesa? No, per piacere, non esageriamo, so che vuoi prenderti anche te un abbraccio, ma non esageriamo. Tenete la mano alzata, chi è la prima volta che viene in chiesa, e qualcuno vicino a questa persona, se può dargli un abbraccio di benvenuto, per dargli una parola di benedizione, per fargli
per farlo sentire accolto in questa casa. E tutto il resto della Chiesa cos'è che può dire a tutte queste persone? Siete benvenute nel nome di Gesù. Amen. Amen. In questo momento passiamo alle decime, alle offerte. Te che oggi hai portato la tua offerta, la tua primizia alla casa del Signore, sei benvenuto a portarla. Chi oggi visita per la prima volta, che non si senta in obbligo assolutamente di portare nulla in questo momento. Non sentitevi in obbligo. C'è scritto nella parola di Dio che Dio ama un donatore gioioso. Quindi tu che vieni oggi per la prima volta, che vieni magari per curiosità, che non sei abituato a questo momento, non preoccuparti, non serve che metti le mani nella tua tasca, ma tu invece che credi che in questa casa ancora Dio si presenti, ancora Dio possa salvare vite, ancora Dio possa compiere miracoli, tu sei benvenuto a portare la tua offerta per far sì che questa casa possa avere una continuazione. Abbiamo tante opere, domani mattina saremo qua con un gruppo di ragazzi per fare dei lavori qua in chiesa, la settimana prossima la vedrete sicuramente ancora più bella, quindi tutto ciò che facciamo, che costruiamo, tutto quanto viene da ciò che Dio mette nel nostro cuore. Quindi in questo momento tu hai la libertà, tu che credi che in questa casa Dio ancora agisca, di portare la tua offerta in questa casa nel nome di Gesù. Padre, noi ti preghiamo in questo momento, mettiamo davanti a te, Signore, ogni nostra decima, ogni nostra offerta. Io ti chiedo, Signore, che ognuno di noi con un cuore gioioso possa venire a offertare, Signore, oggi alla tua casa. Signore, che nessuno venga con una radice, Signore, di amarezza dentro di sé, nessuno venga, Signore, per obbligazione, nessuno venga, Signore, per vanto, ma che, Signore, chi viene oggi qua a portare qualcosa alla tua casa venga con il cuore gioioso di donare qualcosa a te, sapendo che tu, Signore, sei il Signore e padrone della sua vita e tutto ciò che abbiamo viene da te. Nel nome di Gesù, Padre, io ti chiedo di benedire ogni decima, ogni offerta, Signore, l'offerta della vedova che oggi entra nella tua casa, Signore. Io ti chiedo, Padre, di benedire ogni famiglia qua presente, che il tuo amore, la tua serenità, la tua pace, la tua salute, Signore, e anche la prosperità secondo la tua volontà possano riempire le nostre case. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Tu che hai piacere di fare la tua offerta anche attraverso il banco, ma tu che oggi non hai portato i tuoi euro e vuoi fare così, ci sarà la missionaria Giosiane, mi sembra là in fondo, missionaria Giosiane, che ti aiuterà in questo modo. Amen. Stiamo passando al momento, al ministero della parola.
So che Dio ha già preparato una terra fertile dove gettare oggi il suo seme e in questo momento voglio invitare il nostro caro pastore Ronaldo. Amen. Pastore, abbiamo avuto il desiderio di chiamare il pastore Ronaldo perché nessuno oggi meglio di lui poteva rappresentare questi 19 anni della nostra Chiesa. Il pastore Ronaldo è parte viva della storia della nostra Chiesa, è stato il pastore di molte persone qua dentro, è stato un padre per molte persone qua dentro, è stato mio mentore, mio pastore e sopra ogni cosa è stato un grande amico di tutti quanti noi. E oggi noi abbiamo il piacere e l'onore di averlo in mezzo a noi per ministrare la parola del Signore. Io voglio invitarti a stendere la tua mano verso di Lui per benedire la sua vita e che ogni parola che esca da Lui oggi possa essere una parola di Dio che non torni indietro senza aver compiuto ciò per cui è stata mandata. Ti chiedo di ripetere insieme a me: Signore Gesù, usati del pastore Ronaldo, che ogni tua parola possa non essere inefficace. Nel nome di Gesù. Amen. Amém? Potete sedervi. Vocês podem se assentar? A pace che regna nel cuore di tutti. A paz que reina no coração de vocês, de todos. È per me un privilegio, un piacere É para mim um privilégio e um prazer tornare qua, voltar aqui, perché qua veramente, come ha detto il pastore Enrico, porque aqui, como o pastor Enrico disse, fa parte della mia vita. faz parte da minha vida. Quindi cambiano le persone, Então mudam as pessoas, ma la casa del Signore continua la stessa. mas a casa do Senhor continua a mesma. E io credo veramente Eu realmente acredito che il Signore compirà tutte le sue promesse. que o Senhor vai cumprir todas as suas promessas. Noi facciamo parte per un momento, Nós fazemos parte por um momento, abbiamo portato il nostro contributo trouxemos o nosso contributo umano, humano, però Dio è colui che porterà fino alla fine le sue promesse. mas Deus é aquele que vai cumprir até o fim as suas promessas. Voglio ringraziare Dio Quero agradecer a Deus per la vita di questa coppia, pela vida desse casal, per la vita di tanti fratelli che ho conosciuto, pela vida de tantos irmãos que eu conheci, di essere a fianco della mia figlia, de estar do lado da minha filha, di avere anche qua il privilegio di vedere il mio figlio che serve il Signore in questa chiesa e ter o privilégio de ver meu filho servindo ao Senhor aqui nessa igreja, e tante persone che abbiamo conosciuto a lungo di questo percorso. e tantas pessoas que a gente conheceu nesse percurso. Parlando del tema di quest'anno, Falando do tema desse ano, volevo fare una piccola introduzione. queria fazer uma pequena introdução. Eccellenza Excelência fa parte della nostra vita, faz parte da nossa vida, deve fare parte della nostra vita, tem que fazer parte da nossa vida, perché noi sappiamo che serviamo un Dio eccellente, porque sabemos que servimos um Deus excelente, che prende cura di noi, que cuida de nós, che fa con chi la promessa possa essere compiuta. que faz sim que a promessa possa ser cumprida. Quindi avete già sentito questa sera Então vocês já escutaram, ouviram essa che noite? tu non sei qua per caso. Que você não está aqui por um acaso. Dio ha un piano sulla tua vita Deus tem um plano para a tua vida. e sicuramente su tutta la tua casa. E com certeza para toda a tua casa. Qua nel momento che abbiamo entrato No momento que a gente entrou, c'era già un gruppo che pregava, tinha já um grupo que estava orando, stava già preparando la terra já estava preparando o terreno. e quindi le persone che hanno partecipato Então as pessoas que participaram erano già in movimento. já estavam se movimentando. Le persone che arrivavano dopo, che sono arrivati dopo, As pessoas que chegaram depois hanno già preso la terra in movimento. já pegaram a terra em movimento. Ma c'è il muovere dello Spirito Santo su questo posto. Mas tem o mover do Espírito Santo nesse E che tu lugar. possa capire questa sera Que você possa entender essa che noite indipendentemente del tuo problema, que independente do teu problema,
Tu hai un Dio Você tem um Deus che prendi cura di te, que cuida de você, che prendi cura della tua que casa, cuida da tua casa, che prendi cura del tuo progetto, que cuida do teu projeto. ma soprattutto Mas acima de tudo, non ti ha messo qua in vano. não te colocou aqui por um acaso. Aiutate le persone che sono qua Ajudem as pessoas que estão aqui e cercate di e crescere procurem e crescer, cercate di prosperare busquem prosperar e cercate di parlare del nome del Signore in questa città e busquem falar do nome de Deus nessa cidade. dove abiti, Aonde você mora, dove lavori, aonde você trabalha, con chi hai il contatto, com quem você tem contato, perché tu sei un strumento del Signore in questo tempo. porque você é um instrumento do Senhor nesse tempo. E quindi lasciate fuori i problemi Então deixa para fora os problemas e che Dio possa continuare e que Deus possa continuar guidando la tua vita. guiando a tua vida. Quindi il consiglio della mia introduzione iniziale: Então o conselho da minha introdução inicial: prendi cura della tua casa. cuida da tua casa. Genitori, Pais, benedici i vostri figli. abençoe seus filhos. Tu sei una benedizione di Dio. Você é uma bênção de Tu Deus. sei una benedizione del Signore per Você é me. uma bênção do Senhor para mim. Genitori, rispettate i vostri figli, rispettate i vostri genitori. Filhos, respeitem os vossos pais. Tu devi benedire il tuo datore di lavoro. Você tem que abençoar o teu Tu devi chefe. benedire le autorità costituite su questa città. Você tem que abençoar as autoridades dessa Tu cidade. devi benedire la tua chiesa. Você tem que abençoar a tua igreja. Non parlate mai male della tua chiesa, Nunca fale mal da tua igreja, ma pregate mas ore affinché Perché? il Signore possa rinnovare, para que o Senhor possa renovar, possa trasformare, possa transformar, possa portare nuove persone qua. possa trazer novas pessoas aqui. Perché fratelli, Porque, irmãos, ci sono tante persone tem tantas pessoas fuori fora che non conoscono il Signore. que não conhecem o Come ha Senhor. detto la nostra sorella Sonia, Como a nossa irmã Sônia disse, io incontro ogni giorno eu encontro todos os dias persone che hanno paura pessoas que têm medo di uscire da quella vita normale de sair daquela vida normal e avvicinarsi al Signore. e se aproximar de Deus. Come ha detto lei, è stato molto interessante. Como ela disse, foi muito interessante. Non dobbiamo chiedere permesso al Signore. A gente não precisa pedir permissão para Facciamo Deus. come Abramo, Vamos fazer como Abraão, dove dove Dio ha fatto una promessa per lui. onde Deus fez uma promessa para ele. Vai, Vai, io ti darò. eu vou te dar. Tu sei una benedizione. Você é uma bênção. Dove metterai la tua mano, Onde você colocar a tua io mão, ti darò. eu vou dar para Perché è una você. promessa. Porque você tem uma promessa. Questa sera Essa noite, prendi la promessa del Signore. pega a promessa de Che il Signore Deus. possa benedire la tua vita. Que Deus possa abençoar a Che tua tu vida. possa godere in questo Que momento. você possa desfrutar desse Ma momento. soprattutto sfruttare al lungo di questa settimana Mas acima de tudo, nessa semana, la desfrutar promessa di Dio sulla tua vita. da promessa de Deus sobre a tua vida. Tu puoi dire in questo momento alla Você persona pode- che è di fianco a te: Você pode dizer à pessoa que está ao teu lado: tu sei una benedizione per me você é uma bênção de Deus para mim. e io voglio benedire la tua vita. Dici così, E eu quero abençoar a tua vida. Fala assim. perché sono un strumento del Signore in questo tempo. Porque eu sou um instrumento de Deus nesse tempo. Quindi fratelli, Então, irmãos, ogni maledizione dell'inferno cada maldição do che inferno possa rimanere fuori dalla tua vita que possa ficar fora da tua e la vida, promessa del Signore que a promessa do e la Senhor benedizione del Signore E a bênção do Senhor possa visitare la tua casa, possa visitar a tua possa casa, visitare la tua vita visitar a tua vida, e tu possa dire, e você possa dizer: possa dichiarare: Possa declarar: io servo un Dio grande, eu sirvo um Deus io grande, servo un Dio eccellente, eu servo um Deus e excelente, voglio servirlo con eccellenza e questa quero sera, servi-lo com excelência nessa affinché il noite, suo nome sia glorificato. para que seu nome seja glorificado. Amém? Amém. Tu sei felice col Signore? Você está feliz com o Senhor? Dio è grande nella tua vita? Deus é grande na tua vida? Sei felice in questa chiesa? Está feliz nessa igreja? Pregate per questa chiesa. Orem para essa igreja. Prega per il tuo marito. Ore para o teu marido. Prega per la tua moglie. Ore para a tua mulher. Prega per i tuoi figli. Ore para os teus filhos. Prega per i tuoi parenti. Para os seus parentes. Il Signore sta lavorando. O Senhor está E tramite trabalhando la tua vita através da tua vida. farà una opera nella loro vita. Vai fazer uma obra na vida E tramite deles. la tua vita Através da tua cambierà vida. la loro storia. Vai mudar a E história tramite la deles. tua vita Através da tua cambierà vida. questa città. Vai mudar essa cidade. Riempirà questa chiesa. Encherà essa E igreja. il nome del Signore sarà E glorificato. o nome do Senhor vai ser Perché io credo in glorificado. un Dio Porque eu acredito em um Deus grande, grande, onnipresente, onipresente, onipotente, onipotente, onisciente, onisciente. ma un Dio soprattutto mas acima de tudo um Deus eccellente. excelente. Amen? Datemi un minuto Só um minuto per prendere un goccio d'acqua. para beber um pouco de água.
Entriamo nella parola. Vamos entrar na palavra? Enrico, purtroppo há 3-4 anni fa io non usavo questo, ma l'età sta arrivando, Mais ou menos 4 anos atrás eu não usava óculos, mas a idade Forza. chegou. Alleluia. Fratelli, sono veramente felice di essere qua con voi, Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. ma io credo che soprattutto Mas eu creio que acima de tudo, c'è in questo momento tem nesse momento una riunione nel cielo uma reunião no céu per far accadere tutte le cose che stiamo pregando para fazer com que todas as coisas que a gente está orando e che aconteçam, vogliamo che accada, que a gente quer que aconteça, affinché il nome del Signore sia para que glorificato. o nome do Senhor seja glorificado. Allora, il tema, voglio essere breve, Eu quero ser breve, non voglio prendere tempo di nessuno, não vou pegar o tempo de ninguém, ma che questa parola possa veramente colpirti, mas que essa palavra possa chegar até possa andare você, di incontro alla tua vita. possa chegar ao teu encontro. E quindi in questo momento Então, nesse momento, io voglio parlare alcune cose sull'eccellenza del Signore. eu quero falar sobre algumas coisas sobre a excelência de Deus. Avevo lasciato lì con il fratellino, Eu deixei il testo base che si trova nel libro di Salmi, o texto base que se encontra no livro de Salmos, il capitolo 119, capítulo 119, dal versetto 1 al versetto 8. do versículo 1 até o 8. E dopo leggeremo anche il versetto 11. E depois vamos ler o versículo 11 também. Quindi Salmi 119. Posso leggere in... Ok. Potete mettere qua? Ah, è qua. Ok. Possiamo leggere insieme? Vamos ler juntos? È possibile É possível o no? ou não? Sì, è possibile? É possível? Va bene, leggiamo insieme. Mi permette di girare qua, così facciamo insieme. Dai, 1, 2, 3. Beati quelli che sono integri nelle loro vie, che camminano. Allora, fermatemi un attimo. Vamos parar un secondo. Beati Bem-aventurados quelli che sono integri aqueles que são íntegros nelle loro vie, nos seus caminhos. quindi nella sua vita, Então, na sua vida, ok? tá bom? Nel suo percorso. No seu percurso, Dai, che camminano la legge del Signore. quindi che camminano, Que caminham, che veramente prendono come promessa la promessa del Signore nella sua vita. que pegam como promessa a promessa de Deus na sua vida. Prendi, è profetico questa parola Pegue, per é te. profética essa palavra para você. Prendi, Pegue. possedimento. Pegue, tome posse. È per te la parola questa sera. É para você a palavra nessa Tu noite. sei scelto da Dio, Você sì é o no? escolhido de Deus, sim ou não? Tu sei scelto da Dio, sì o no? Você é escolhido, sim ou não? Dichiara così Declara isso. alla persona che è di fianco a te. La persona che sta Io do teu sono lado. scelto da Dio. Eu sou escolhido por Deus. Deve essere convinto di questo, Você tem que estar convencido disso. ok? Amém. Amen? Tu non sei stato scelto da una persona qualsiasi, sei stato scelto da Dio. Você não foi escolhido por uma pessoa qualquer, você foi escolhido por Deus. Andiamo avanti, dai. Vamos seguir em frente. Beati quelli che osservano i suoi insegnamenti. Ok? Abbiamo letto prima quelli che camminano, A gente leu aqueles que caminham, quelli che stanno camminando, estão stanno caminhando, vivendo, que estão vivendo. ok? Tá bom? Giusto? Certo. Adesso abbiamo letto che beati anche quelli che osservano Bem-aventurados aqueles que observam i suoi insegnamenti. seus ensinamentos. Dove sono gli insegnamenti del Signore? Cadê os ensinamentos do Senhor? Quindi vuol dire quelli che non soltanto vengono in chiesa, Não só aqueles que vêm na igreja, ma legano là mas leem a. e sappiamo che questo libro E a gente sabe que esse livro chiuso fechado è un libro qualsiasi, é um livro normale. qualquer, um livro normal. Giusto. Certo? Ma questo libro aperto Mas esse livro aberto è una potenza. tem uma potência. Dio parla con noi, Deus fala com a gente. Dio parla con te. Deus fala com você. Possiamo capire le promesse del Signore. Podemos compreender as promessas do Senhor. Ok? Andiamo avanti. Seguimos em frente. Sì? Insegnamenti
che lo cercano, cercano, quindi camminano, osservano, ma anche Caminham, observam também e cercano. e buscam. Quindi cominciano a fare è un percorso, Então fratelli, eles começam a fazer um percurso ok? Che lo cercano con tutto que o buscam com todo o coração. e la Bibbia parla tanto del cuore, sì o no? E a Bíblia fala muito do coração, sim ou Perché è não? nel cuore che ci sono le nostre emozioni. Porque é no coração que tem as nossas emoções. Quindi io non posso servire o cercare il Signore dalla bocca, soltanto con la bocca, Então eu não posso servir, buscar o Senhor só com a boca. ma devo mettere il mio. Mas preciso colocar o meu. Dici così, io devo cercare il Signore Eu preciso buscar com o col mio cuore. com o meu coração. Sto servindo il Signore col mio cuore. Estou servindo o Senhor com o meu coração. Sto frequentando una chiesa con il mio cuore. Estou frequentando uma igreja com o meu coração. Quindi tutto quello che Dio sta facendo per me, io metto il mio cuore. Tudo aquilo que Deus está fazendo por mim, eu faço com o coração. Non avete paura di consegnarti al Signore al 100%, fratello. Não tenho medo de se entregar 100% ao Senhor. Perché Dio è un padre, come ha detto la nostra sorella Sonia, Porque Deus é um pai, como disse a irmã che Sônia, prende cura di noi, que cuida de nós. che ha un amore così diverso per noi. Tem um amor tão diferente por nós. State capendo? Vocês estão entendendo? Dio è teu padre. Deus é teu pai. Tu sei felice facendo il percorso col Signore. Você está feliz seguindo o percurso com o Senhor? Amen. Dai, andiamo avanti. Vamos seguir em frente. non commettono il male. E non commettono il male. Quindi una cosa precede l'altra. Uma coisa vem antes que a outra. Sì o no? Sim ou não? Tutti noi siamo, e dopo parlerò anche di questo, Depois eu vou falar sobre isso. tutti noi siamo peccatori. Todos somos Sei pecadores. d'accordo con me? Você concorda? Tu sei peccatore? Você é pecador? Io sono un peccatore. Eu sou pecador. E non commettono il male, ma quindi non commettono il male, ma camminano nelle sue vie. Não Quindi, fazem mal, mas caminham nos seus anche caminhos. se io sono umano, Se eu sou humano, anche se io sbaglio, mesmo se eu erro, anche io commetto peccati, mesmo se eu peco, ma se io cammino nella via del Signore, mas se eu caminho nos il caminhos do Signore mi Senhor, purifica o Senhor me purifica ogni momento. em cada momento. Quindi sono degno Então eu sou digno di inginocchiarmi de me ajoelhar o in piedi ou ficar de o pé sdraiato, ou deitado, parlare, conversar, conversare, invocare invocar con il Signore. com o Senhor. Quindi non possiamo avere scusa nella nostra vita. Então não podemos dar desculpas na Il nossa Signore è vida. Dio. O Senhor é Deus. È grande. É grande. Può cambiare la tua vita. Pode mudar a tua Può vida. cambiare la tua storia. Pode mudar a tua história. E questa sera E nessa noite, vi avete radunati qua vocês estão aqui per fare qualcosa di speciale, para fazer uma coisa per especial, guarire, para curar, per cambiare, para mudar, per trasformare la tua storia. para transformar a tua Io voglio história. profetizzare questa sera. Eu quero profetizar essa Non noite, come una persona speciale, Não como uma pessoa ma una especial, persona dipendente da Dio. mas uma pessoa dependente Che de il Dio che Deus. io servo O Deus que eu sirvo è un Dio che può guarirti. é um Deus que pode È te un Dio che curar. può andare di incontro a te in questo momento. É o Deus que pode vir ao teu encontro Che nesse magari momento. ha una situazione difficile. Talvez tenha uma situação difícil. Bisogna di una risposta. Você precisa de uma Ha resposta. bisogno di un intervento Precisa de um intervento del Signore. do Senhor. Lui è qua. Ele está aqui. Lui è medico. Ele é médico. Lui è avvocato. Ele é advogado. Lui è giudice. Ele é juiz. Lui può cambiare. Ele pode Lui mudar. può andare di incontro a te. Ele pode vir ao teu E encontro cambiare e mudar la tua storia a questa tua sera. história essa noite. Amen. Sei felice col Signore? Tá feliz com o Senhor? Mentre tu glorifica il nome del Signore, Quando você glorifica o nome do gli Senhor, angeli del Signore cominciano a lavorare. os anjos do Senhor começam a Ma trabalhar. lo Spirito Santo sta già lavorando. Mas o Espírito do Senhor já mezzo está a trabalhando noi. no nosso meio. Continuiamo per cercare di finire. Vamos prosseguir? Tu hai dato i tuoi petti perché siano osservati con cura. Il salmista sta dicendo che lui ha dato. Chi ha dato? O salmista está dizendo que ele Chi ha, deu. chi ha dato? Quem deu? Chi ha dato? Il Padre. O Pai. Ha dato i tuoi precetti
perché siano osservati con cura. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quindi servire a Dio Então, servir a Deus bisogna essere veramente, precisa realmente ser. dobbiamo veramente avere un compromesso, Realmente precisamos nos comprometer. un patto, un'alleanza con il Signore. Pacto, uma aliança com o Senhor. Come facevano i nostri padri, Como faziam os nossos pais. che erano veramente sinceri Realmente eram sinceros nel loro servire, no seu servir, nella loro obbedienza. na obediência. Ok? Andiamo avanti? Seguir em frente. Sia ferma la mia condotta all'osservanza dei tuoi statuti. Quindi sia ferma, Esteja firme. tosta, devo essere veramente convinto di quello che sto facendo. Eu tenho que ser convencido do que eu estou fazendo. Tu deve essere convinto che serve un Dio veramente grande, Você deve estar convencido que você serve um un Deus realmente Dio grande. fedele, Um Deus fiel. che prende veramente cura di te. Que realmente cura de Tu você. non devi avere questo dubbio, Você não tem que ter essa dúvida. perché il dubbio può togliere la tua benedizione, Porque a dúvida pode tirar a tua bênção. ma tu sei convinto di questo, Mas você está convencido che disso. Dio è grande nella tua vita. Que Deus é grande na tua vida. Seguiamo avanti? Vamos prosseguir? Non dovrò vergognarmi quando considererò tutti i tuoi comandamenti. Qua il Signore sta dicendo, guarda, io quando sono al lavoro, O Senhor está dizendo, olha, quando eu estou trabalhando, che le persone si arrabbiano, que as pessoas ficam bravas, bestemmiano, blasfemam, parlano parolacce, xingam, brutte parole. falam palavras muito feias. Io sono diverso, Eu sou diferente. perché ho la mentalità di Cristo nella mia vita, Porque eu tenho a mentalidade de Cristo na minha vida. perché sono una persona credente, Porque eu sou uma pessoa che crente, crede negli insegnamenti del Signore, que crê nos ensinamentos do Senhor, che segue i comandamenti del Signore. que sigo os mandamentos do Senhor. Quindi sono una persona diversa. Então eu sou uma pessoa diferente. Amém? 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 Alleluia. Considererò tutti i tuoi comandamenti. Avanti. Ti celebrerò con cuore retto, imparando i tuoi giusti decreti. Quindi il pastore qua sta insegnando o culto di insegnamento, quando sta ministrando la parola, Então o pastor está ensinando no culto, quando está ministrando a palavra, dobbiamo dedicarsi, devemos nos dedicar, dobbiamo avere fame, voglia devemos ter fome e vontade di imparare, de aprender, di crescere. de crescer. Sapete perché? Vocês sabem por quê? Perché domani arriveranno altre persone nuove Porque amanhã vai chegar mais pessoas novas, che non hanno la stessa esperienza che hai te, que não têm a mesma experiência que você tem, che chiederanno a te que vão perguntar para você: qual è lo scopo, che cosa hai fatto, che cosa il Signore ha fatto nella tua vita. qual é o objetivo, o que você fez, o que Deus fez na tua vida. Ti chiederà Ele vai te perguntar. e tu sarai un testimone vivo della presenza del Signore, E você vai ser uma testemunha affinché viva il do Signore Senhor. possa avere anche un rapporto intimo con questa nuova persona. Para que o Senhor possa ter um relacionamento íntimo com essa pessoa. La Chiesa sei te. A igreja é você. Questo qua è un spazio Isso é um espaço. che mentre noi siamo qua, Enquanto a gente está aqui, Dio è presente. Deus está Lo Spirito presente. Santo sta lavorando. O Espírito Santo está Ma quando andiamo trabalhando. via, Mas quando vamos questo embora, diventa un spazio vuoto. isso é um espaço E vazio. la Chiesa diventa te. E a igreja é você. Se tu vai a casa, tu sei la Chiesa. Se você vai para casa, você é a Se tu vai igreja. lavorare, tu sei lì la Se você Chiesa. está trabalhando, você é a Se igreja. tu vai mangiare qualcosa lì, tu sei rappresentante del Signore. Se você vai comer, você é o representante do Senhor. Questo fa parte dell'eccellenza del Signore. Isso faz parte da excelência do Senhor. Perché tu devi servirlo con eccellenza, Que você deve servi-lo com con excelência, serietà. com seriedade. Andiamo? Em frente. Osserverò i tuoi statuti, non abbandonami mai. Non abbandonami mai. Vai, avanti. Ho conservato la tua parola contro di te. È questo che dobbiamo fare, É fratelli. isso que devemos fazer. Imparare, Aprender, ma conservare nel nostro cuore. mas guardar no nosso coração. Avere un rapporto intimo Ter um relacionamento íntimo e personale col e Signore. pessoal com o Senhor. Mia mamma serve il Signore. Minha mãe serve ao Senhor. Prega il Signore. Prega.
Ma io devo pregare al Signore. Mas eu também devo orar ao Devo Senhor. servire al Signore. Tenho que servir ao Senhor. Perché Dio può anche fare tante cose tramite la sua preghiera. Porque Deus pode fazer tantas coisas através da tua Ma oração. io personalmente Mas eu pessoalmente devo avere una esperienza col Signore. tenho que ter uma experiência com o Senhor. Avete capito? Vocês entenderam? Esperienza personale. Experiência pessoal. Conosco tanta gente Conheço tanta gente che vivono in una casa cristiana, que vive em uma casa cristã, ma che non hanno la mentalità di Cristo. mas que não tem a mentalidade de Cristo. E possiamo avere, Que possamos ter, che possiamo fare la differenza, possamos fazer a che diferença, possiamo essere diversi. possamos ser diferentes. Il mondo ha bisogno O mundo precisa di persone de pessoas che veramente invocano il nome del que Signore realmente invocam o nome do Senhor per cambiare la loro storia. para mudar a sua história. Amen? Amém? Abbiamo finito, giusto? Acabamos os versículos? Abbiamo finito i versetti? Sì? L'11 era questo, era quello lì, vero? Ok. Fratelli, Irmãos, stiamo parlando di eccellenza. estamos falando de excelência. Quindi abbiamo capito Então entendemos in queste prime parole nessas primeiras che palavras Dio è que eccellente. Deus é excelente. Abbiamo un Dio giusto, Temos um Deus un justo, Dio santo, um Deus santo, un Dio grande, um Deus grande, un Dio fedele, um Deus fiel, un Dio che investe nel suo popolo, um Deus que investe no seu povo, un Dio che non ha paura, um Deus que não tem medo, un Dio che conosce. um Deus que conhece. Amen? Amém. Sei convinto di questo? Você está convencido disso? Alleluia. Allora, dobbiamo capire ancora Devemos ainda entender che la battaglia è già vinta. que a batalha já está È già vencida. vinta. Já está vencida. Sei convinto di questo? Você está convencido disso? La tua situazione è già stata risolta, A sì tua o no? situação já foi resolvida, È sim ou per não? fede. É por fé. La parola di Dio dice che il giusto vivrà per A fede. palavra de Deus diz que o justo vivrà E por che fé. cosa significa la E fede? o que significa fé? È qualcosa che io non posso vedere. É algo que eu não posso È ver. qualcosa che io non posso toccare. Algo que eu não posso tocar, Ma devo credere. mas tem que acreditar. Quindi questa sera Então, essa noite, il Signore andrà di incontro con te. o Senhor virá Il ao teu Signore encontro. sta già lavorando nella tua O Senhor causa, já nella está tua trabalhando situazione. na tua casa, na tua situação. E sicuramente E com certeza porterà fino alla fine vai completar la promessa che hai fatto per te. a promessa que fez È a una você. promessa. È una promessa. Il Signore non tornerà indietro. E o Senhor não vai voltar Il para Signore trás. non indietreggerà. O Senhor não vai voltar para Perché trás. Lui è fedele. Porque Ele é Lui fiel. è santo. Ele é santo. Lui è un Dio giusto. Ele é um Deus justo. Amen. Amém. Quindi dobbiamo capire che la battaglia è già vinta. Devemos entender que a batalha já está vencida. Allora, nostro compito è soltanto resistere. A nossa tarefa é somente resistir. Abbiamo letto qua, Lemos aqui, insieme. juntos. Dobbiamo camminare, Que temos que caminhar, dobbiamo avere un rapporto personale, ter um relacionamento ma pessoal, dobbiamo custodire mas temos que guardar la parola del Signore a palavra do e Senhor. quindi anche le sue promesse. Também as suas promessas. Filippesi, la carta dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, alla chiesa di Filippo, dice così. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Andiamo lì? Filipos. È quella lì? E ho anche questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Posso sentire un amen? Posso ouvir um amém? Tu sei convinto di questo? Você está convencido disso? E ho questa fiducia che colui, chi è? Colui è il Signore. È Estou Dio. convencido de que aquele, o Senhor, Deus, Fratelli, Dio non ti ha portato qua soltanto per una riunione normale, Deus não te trouxe aqui para uma reunião normal, ma ti ha portato qua per cambiare la tua vita. mas te trouxe aqui para mudar a tua vida. Tu sei l'istrumento del Signore per questo tempo. Você é instrumento do Senhor para esse tempo. Tu sei l'istrumento del Signore per cambiare questo mondo. Você é instrumento do Senhor para mudar esse mundo. Che la unzione dello Spirito Santo possa entrare nella tua vita, Que a unção do Espírito Santo possa entrar na tua vida. possa entrare nella tua casa, Possa entrar na tua casa. possa entrare nella tua famiglia. Entrar na tua família. Amen? Amém.
Questo è il desiderio del Signore. Esse é o desejo do Senhor. Che possiamo aprire le nostre orecchie Que possamos abrir os nossos ouvidos ben aperti, abertos, affinché il Signore possa veramente entrare nella nostra vita para que o Senhor realmente possa entrar na nossa vida e usare come strumento potente e nos usar como instrumento potente per questa generazione. para essa geração. Perché che cosa possiamo aspettare di questo mondo? Porque o que podemos esperar desse mundo? Niente. Nada. Io parlo con persone ogni giorno, Eu converso com pessoas todos os dias, persone che non riescono a capire pessoas que não conseguem entender. perché io sono felice. Porque eu tô feliz Questa settimana essa semana nell'ambiente di lavoro, no ambiente do trabalho, uno che è sempre arrabbiato lì um que tá sempre bravo, mi ha detto, ha parlato con un altro amico che lavora con me, falou com outro amigo que trabalha dicendo, comigo ma perché quello lì è sempre felice? e disse: por que ele está sempre feliz? Lui vive nello stesso ambiente che io vivo. Ele vive no mesmo ambiente que eu vivo. Sicuramente prenderà lo stesso stipendio che prendo io. Com certeza ganha o mesmo tanto que eu. Avrà le stesse situazioni che ho io, Ele tem as mesmas situações que eu tenho, le stesse difficoltà. as mesmas dificuldades. E questo è venuto da me. E ele veio até mim. Ha detto, guarda che quello lì è arrabbiato. Ele falou: olha que ele tá Perché tu bravo. sei felice. Porque você tá feliz. Ho detto, sai perché sono Eu felice? disse: sabe por que eu tô Perché ogni feliz? giorno, Porque cada dia, mentre sto andando a lavorare, enquanto eu tô indo trabalhar, io invoco il Signore dell'esercito. eu invoco o Senhor dos Io invoco un Exércitos. Dio Eu grande invoco um Deus grande che prenda cura di me, que cuida de mim, che possa prendere cura di te, che cuida di che você, possa prendere cura di questa azienda. que cuida dessa E io empresa. credo E eu che creio il Dio che io servo que o Deus que eu è sirvo un Dio che può cambiare la storia di ogni é persona. um Deus que pode mudar a história de E cada quindi pessoa. questo è il Dio che noi serviamo, Então esse é o fratelli. Deus que nós servimos, Un irmãos. Dio grande, Um Deus grande, un Dio potente. um Deus poderoso. L'eccellenza si rivela quando facciamo del nostro meglio con ciò che abbiamo. A excelência se revela quando fazemos o nosso melhor com o que temos. Lasciamo stare la lamentazione, Vamos deixar de lado a reclamação, lasciamo stare la tristezza, a tristeza, lasciamo stare i problemi. os problemas. Tutti noi abbiamo, Todos nós temos. ma abbiamo anche un Dio che risolve i nostri problemi. Mas temos também um Deus que resolve os nossos problemas. Che possiamo usare la nostra bocca, Possamos usar a nossa boca, non per lamentarsi, não para reclamar, ma per glorificare il nome del Signore, mas para glorificar o nome do Senhor, per lodare questo Dio, para louvar esse Deus, per raccontare le sue meraviglie, para contar as suas maravilhas, per parlare di tutto quello che Lui ha già fatto per noi para falar de tudo aquilo que Ele já fez por e nós sta facendo e está fazendo e farà ancora. e vai fazer ainda. Perché io credo in un Dio che veramente cambia ogni giorno Porque eu creio que a cada dia Deus muda la nostra storia a nossa história e purifica e purifica i nostri peccati. os nossos pecados. La seconda cosa, A segunda coisa, ricorda che è Cristo che vive in te lembre que é Cristo que vive em você. e tu sei già morto al peccato. E você já está morto para o pecado. Il peccato non ha più dominio su di te. O pecado não tem mais domínio sobre você. Ogni tanto l'avversario della nostra vita De vez em quando, o adversário das nossas vidas viene con qualche scusa, vem com alguma desculpa, usando qualche strumento usando algum instrumento per lasciarti triste, para te deixar triste, per dirti che tu non sei nessuno, para te dizer que você não é ninguém, per dirti che tu non devi più andare in chiesa, para dizer que você não tem mais que ir para a per dirti igreja, che tu non devi pregare più, para dizer que você não tem mais que per orar, dire che tu non devi leggere più la parola del para dizer Signore. que você não tem mais que ler a Bíblia. In questo momento, Nesse momento, nel nome del Signore, no nome do Senhor, tramite la parola che sto predicando, através da palavra que eu estou che il Signore pregando, possa neutralizzare questa azione demoniaca o diabolica Deus possa neutralizar essa ação demoníaca e e che tu diabólica, possa prendere possedimento que você possa tomar posse della promessa del Signore. da promessa do Senhor. Il versetto che leggiamo in questo momento è O versículo que vamos ler é la Epistola dell'Apostolo Paolo ai Galati, capitolo 2, livro de Gálatas, capítulo 2, il versetto 20, che dice così: versículo 20. guarda, sono stato crocifisso con Cristo. Sono stato crocifisso con Cristo. Un'altra volta, più forte. forte. Dici così: io sono stato crocifisso con Cristo. Tu sei stato crocifisso con Cristo? Você foi crucificado com Cristo? Allora, la sofferenza è rimasta lì. Então o sofrimento ficou ali.
la parola negativa o contraria è rimasta lì. A palavra negativa, contrária, ficou ali. Tu sei una nuova persona in Cristo Você é uma Gesù. nova pessoa em Cristo Jesus. Quindi Dio sta lavorando di un modo diverso nella tua vita. Então Deus está trabalhando de um jeito diferente na tua vida. Quindi Então, sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Dice così. assim. Parola profetica per la tua vita questa sera. palavra profética para a tua vida nessa Dice alla noite. persona che è di fianco a te. Fala para a pessoa do teu lado. Dio vive in me. Deus vive em mim. Facciamo un coro qua, tutti insieme. Todos Dai, juntos. 1, 2, 3. Dio vive in mim. me. Alleluia. La vita che vivo ora, vuol dire in questo momento. A vida que eu vivo agora, A un minuto fa è già passato. Vivi in minuto questo momento. È já profetico per la tua passou. vita. É profético para a tua vida. Prendi questa parola profetica. Toma posse dessa palavra profética. Questa sera, in questo momento. Essa noite, Che ora nesse sono momento. adesso? Alle 9, mancano 15 minuti alle 10. 15 para as 10. In questo momento Nesse tu sei momento, nel posto giusto, você tá no tu lugar sei nella certo, casa giusta, na casa tu sei nel certa, momento giusto, no momento il Signore certo. sta lavorando, O Senhor lo está Spirito trabalhando. Santo sta facendo qualcosa di meraviglioso qua, O Espírito Santo está fazendo algo e che maravilhoso tu aqui. possa entrare in questa dimensione spirituale, Que você possa entrar nessa godere dimensão della promessa del espiritual, Signore, desfrutar prendere da promessa do possedimento, Senhor, il Signore tomar lavora, posse, o il Senhor Signore è trabalha, buono, o il Senhor é Signore è bom, grande, o il Senhor Signore é è grande, o potente, Senhor é il poderoso. Signore sta andando dove tu non puoi O andare, Senhor está indo onde você não lascia pode. stare il pensiero, Deixa para lá o la pensamento. persona che era malata, A pessoa que estava la doente, persona che era arrabbiata, a pessoa que estava il Signore brava. sta mentre tu sta adorando, Enquanto você está mentre tu adorando, sta glorificando, enquanto você il está Signore sta glorificando, andando lá, o Senhor sta está indo lá, lavorando, está sta andando nella tua trabalhando, casa, está indo na sta tua andando nel casa, tuo lavoro. no teu trabalho. Gloria a Dio. Glórias a Deus. Questo è il Dio che noi serviamo. Esse é o Deus que nós servimos. Quindi Cristo vive in me, la vita che vivo io ora nella carne. Quindi normalmente siamo umani. Nós somos humanos. La vivo nella fede. Cos'è la O fede? que é a fé? È qualcosa che io devo essere dipendente. É algo que eu tenho que depender. Ma tu non devi essere dipendente delle cose del mondo. Você não tem que ser dependente das coisas do mundo. Tante persone, possiamo dire che la maggior parte delle persone in questo mondo sono dipendenti. A maioria das pessoas nesse mundo são Dipendenti di dependentes. medicine, Dependenti dipendenti di vizi, medicamentos, dipendenti di vícios, sigarette, dipendenti cigarro, di qualsiasi altre cose. qualquer outra Ma coisa. noi siamo una generazione dipendente del Mas somos Signore, uma geração dependente do dipendente Senhor. dello Spirito Santo, Dependentes do Espírito dipendente Santo. della volontà del Signore. Dependentes da E vontade do vogliamo Senhor. fare la E queremos fazer differenza nella differenza presenza del na Signore. presença do Senhor. Quindi la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Abbiamo la protezione, Temos a proteção. siamo stati sigillati dal Signore tramite Somos lo guardados Spirito no Senhor, Santo. através do Espírito E Santo. questo Spirito Santo possa Que accompagnarti. esse Espírito Santo possa te acompanhar. Porta a casa lo Spirito Santo. Leva para casa o Espírito Santo. Porta a casa questo Signore. Leva para casa esse Senhor. Magari tu da sola o da solo non puoi risolvere il tuo problema, Talvez você sozinho não pode ma resolver il o teu Signore ti problema. darà la strategia. Mas o Senhor vai te dar a Il estratégia. Signore ti farà capire. O Senhor vai te fazer Il Signore ti entender. darà la via giusta O per Senhor vai te dar o camminare. caminho certo para caminhar. E tu andrai fino alla fine E você vai até o fim, con la promessa in mano com a promessa nas mãos. e glorificando il nome del Signore. Glorificando o nome do Sto Senhor. concludendo già Já estou acabando. il messaggio. Allora Dio è eccellente e vuole che la sua eccellenza Então Deus é excelente e quer que a sua excelência sia evidente in tutto ciò seja evidente em tudo che ispira a fare i suoi figli. que inspira os seus filhos a fazer. Quindi, ripeto, Vou repetir. Dio Deus è eccellente É excelente e vuole e quer che la sua eccellenza que a sua excelência sia evidente seja evidente in tutto ciò em tudo che ispira que inspira a fare i suoi figli.
seus filhos a fazer. Cosa vuol dire? O que quer dizer? Il Signore vuole partecipare della nostra vita, O Senhor quer participar da nossa vida, della nostra da storia. nossa história. Quindi io sono col Signore qua in chiesa, Então eu estou com o Senhor aqui na ma igreja, sono col Signore nel mio rapporto a casa. mas eu estou com o Senhor no meu relacionamento em casa. Marito e moglie, Marido e mulher, ragazzo e ragazza, menino e che è menina, fidanzato, namorados che sta iniziando un rapporto. que estão se relacionando. Iniziate col Signore. Comecem com o Senhor. La parte giusta è A questa. parte certa é essa. Andrà tutto bene, Vai tudo bem. perché ricevendo il consiglio del Signore, Porque recebendo o conselho la do Senhor, cosa andrà a buon fine. a coisa vai dar certo. Amen? Amém? Per concludere, Para concluir, il nostro successo o nosso sucesso si concentra nella se concentra dipendenza di Dio. na dependência de Deus. Dice la persona che è di fianco a te, Fala a pessoa do teu lado. il tuo successo O teu sucesso dipende depende della tua dipendenza, da tua dependência, non nella medicina, não no medicamento, non nelle cose che offre questo mondo, não nas coisas que o mundo oferece, ma della dipendenza di Dio. mas na dependência de Deus. Amen? Amém? Il profeta Isaia ha profetizzato così. Nel suo libro, capitolo 41, versetto 13, è profetica questa parola. Isaías 41:13, é profética essa palavra. Perché il Signore sta dicendo, O Senhor il está proprio dizendo. Dio sta dicendo a te, O próprio Deus está dizendo a il você: Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico. Possiamo leggere insieme? La parte Vamos finale. ler junto a parte final? La ultima frase qua. A última frase. Quindi ripeto io e dopo finiremo insieme qua. Perché io, non io, Ronaldo, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico, parola profetica. Parola 1, 2, profetica. 3, non temere, io ti aiuto. Un'altra volta, non temere, io ti aiuto. È la parola finale per te questa É a sera. palavra final para você nessa noite. Parola del Signore, Palavra do Senhor, basata su questo libro sacro. baseada nesse livro sagrado. Tu non temere, Você não tema, dice il Signore. diz o Senhor. Io ti aiuto. Eu te ajudo. Oh, gloria a Dio. Glória a Deus. Alleluia. Mi viene il brivido. Eu estou arrepiado. Alleluia. Tu puoi sentire questa parola? Você pode sentir essa La palavra? potenza di questa O parola. poder dessa palavra? Il Signore dicendo a te, guarda, io conosco la tua situazione, O Senhor te dizendo: eu conheço a tua situação. conosco il tuo limite, Conheço o teu limite. ma io ti dico, Mas eu te digo, tu devi capire questo, você tem que entender tu isso. non sei da solo, Você não está sozinho. io sono con te, Eu estou com io você. cammino con te, Eu caminho com io você. mangio con te, Eu como com io você. vado a lavorare con te, Eu vou trabalhar com mentre você. tu stava venendo io era con te, Enquanto você estava vindo, eu estava com quando torni a você. casa io sono con te. Quando você volta para casa, eu estou com você. Alleluia. E non soltanto sono con te, E não somente estou com você, prendo cura di te, eu cuido de você. ti faccio capire Faço você entender e ti aiuto. e te ajudo. Alleluia. Alleluia. Quindi è volontà di Dio che l'eccellenza che esiste nel cielo É da vontade de Deus que a excelência que existe no céu si manifesti qui sulla terra per noi, seja manifestada aqui na terra para nós, si manifesti qui seja manifestada aqui sulla terra per noi, na terra para nós, in noi em nós e attraverso di noi. e através de nós. Quindi lui ti capacita, Então Ele te lui capacita, ti insegna Ele te ensina, e ti aiuta a camminare, te ajuda a caminhar, te ti dà la strategia per dá parlare estratégia para falar
e tu sarai una benedizione. E você vai ser uma bênção. E tante altre persone E muitas outras pessoas crederanno nel Signore vão crer no Senhor perché hanno avuto porque tiveram l'aiuto del Signore a ajuda do Senhor tramite un'altra persona, através de outra pessoa, tramite un strumento. através de um instrumento. Quindi non lamentarsi, Então não reclame, non tornare indietro. não volte para trás. Cammina avanti, vai avanti. Vai para frente, Il caminha para Signore è frente. con te, O ti Senhor está aiuterà, com você, vai ti te ajudar, prospererà, vai te prosperar, ti farà capire vai te fazer entender e ti farà grande nella sua presenza. e vai te fazer grande na sua presença. Amen. Amen. Per concludere, l'eccellenza che non promuove la salvezza è vanità. A Quindi, eccellenza che non l'eccellenza che non promuove la salvezza A è vanità. excelência que não promove La salvezza a salvação è vanità. é vaidade. L'eccellenza ha uno scopo: A excelência tem um objetivo: fornire alle persone fornecer às pessoas la salvezza a salvação che ha in Cristo Gesù. que tem em Cristo Jesus. Per concludere, Para concluir, siamo stati radunati qua. a gente está aqui. Sei venuto qua questa sera Você veio aqui nessa noite perché c'è un scopo da parte di Dio, porque tem um objetivo de Deus, di farti conoscere, de fazer você conhecer, di farti partecipare della sua gloria que você participe da sua glória e portare con Lui e levar com você, il com Ele, proposito o propósito che è que é parlare del suo amore, falar do seu amor, testimoniare tutto quello che hai vissuto nella sua presenza testemunhar tudo aquilo que você viveu na sua presença e portare altre persone per il suo regno. e trazer outras pessoas para o seu reino. Amen. Amém? Che Dio possa benedire la tua vita. Deus possa abençoar a tua vida. Volevo chiedervi insieme, Eu quero pedir para vocês juntos. dici così: Fala assim. sono veramente carente della vostra preghiera. Dici così: Fala assim. Signore, Senhor, benedice abençoa la vita a vida del fratello Ronaldo do irmão Ronaldo e la sua famiglia. e a sua família. E io chiedo al Signore: Signore, Eu peço ao Senhor, Senhor, benedice la vita dei miei fratelli abençoa a vida dos meus irmãos, affinché loro possano para que eles possam vedere la sua gloria ver a sua glória ogni giorno della mia vita. todos os dias da minha vida. Amen. Amém? Che Dio vi benedica Que Deus vos abençoe. nel nome di Gesù. No nome de Jesus. Pastor Enrico, grazie. Pastor Enrico, È obrigado. sempre un piacere. È sempre un Siete prazer. nelle mie preghiere Vocês estão nas minhas e io orações. sarò sempre vicino a questa comunità. Eu estou sempre nel perto nome dessa comunidade. di Gesù. No nome de Jesus. Amém? Possiamo alzarci in piedi in questo momento? Possiamo fare un'ultima lode? Oggi abbiamo dichiarato, il pastore ha dichiarato che noi serviamo un Dio a cui tutto è possibile. Lui può fare l'impossibile nella tua vita e oggi attraverso questa canzone è proprio questo che noi dichiareremo, che Lui può andare oltre l'impossibile per noi. Amen, gloria a Dio. Io credo nel Dio dell'impossibile. Io credo che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo. Posso andare oltre col tuo potere. In te cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta.
voglio invitarti a lodare al nostro Dio con un grande applauso per ringraziarlo per tutto ciò che Lui ha mandato questa sera sulla sua Chiesa. Stiamo già finendo il nostro culto. Dopo non andate via, non so se state sentendo questo profumo molto buono che sta venendo dalla nostra cucina. Sono le famose coxinhas, le più buone coxinhas. Chi è di Curitiba qua? Marcos, Luciana, di là c'è qualcuno di Curitiba? Chi ha già vissuto a Curitiba o è di Curitiba? Avete mai mangiato le coxinhas della Dois Corações? Le più buone del mondo. Chi di Curitiba ha già mangiato queste coxinhas non si paragonano a quelle che mangerete questa sera. Quindi non andate via, che c'è da mangiare qualcosa qua insieme. Viviamo questo momento di comunione. Ma prima di finire volevo fare un'ultima preghiera, perché nell'ultima settimana è successa una cosa molto molto bella. È stata una settimana molto impegnata, piena di impegni della nostra chiesa. Abbiamo fatto tante attività, c'è stata la preghiera delle 6 del mattino, ci sono stati vari incontri del gruppo Seguitemi, c'è stato il calcio con proposito, il grande calcio. Ho vinto io Anderson, no? C'è il nostro calcio con proposito. Anzi, il campo dove giochiamo il calcio con proposito è stato battezzato col nome il campo dei miracoli, perché chi va a giocare a calcio magicamente, miracolosamente viene guarito da ogni malattia. Ci sono persone che hanno passato la settimana malate, non sono andate a lavorare, ma giovedì sera sono entrati nel campo dei miracoli e sono state miracolosamente guarite, no? È un po' come la storia di Naaman che ha fatto i 7 vasche, i 7 tuffi nel Giordano. Vieni a fare le 7 partite del calcio con proposito e sarai guarito anche te. Mogli, non impedite ai vostri mariti di venire a giocare a calcio con proposito, perché torneranno più sani che mai. A parte Washington che torna sempre malato, ma è l'unico. Ma a parte tutto questo è successa un'altra cosa molto bella. C'è stato il ritrovo di alcune donne nella nostra casa e io vorrei invitare la nostra sorella Gilda. Gilda, puoi venire qua un attimino? Io vorrei rallegrarmi con tutta la Chiesa e chiedere a tutti voi di fare un'ultima preghiera prima di concludere. Dopo ci sono anche i compleanni, se ce ne compleanni faremo anche quelli, ma in un momento più serio dei compleanni volevo fare una preghiera insieme a tutti voi per la nostra sorella Gilda, che mercoledì nel nostro incontro delle donne ha deciso di consegnare la sua vita a Gesù. E per questo noi ci rallegriamo infinitamente e vogliamo fare una preghiera per lei. Che Dio possa benedire questo inizio di una nuova vita, che Dio possa benedire tutta la sua vita e come sta benedendo la sua, possa benedire tutta la sua casa. Amen. Stendiamo le nostre mani e preghiamo insieme per Gilda e per la sua casa. Padre, nel nome di Gesù, oggi mettiamo davanti a te questa tua figlia Gilda, che ha deciso di consegnare tutto della sua vita, tutto del suo essere, Signore, a te, riconoscendoti come unico e sufficiente Salvatore. Oggi noi come Chiesa, come uni in Cristo, alziamo le nostre mani, Signore, verso di te per chiedere che tu possa benedire la sua vita, Signore, che ogni passo che farà tu possa sempre proteggerla, che dovunque lei metterà la mano tu possa essere con lei. Falle sentire sempre, Signore, che lei è al sicuro, è protetta in te, che tu sei l'aiuto di cui lei ha bisogno.
Signore, accresci ogni giorno di più la sua fede e falle vivere una nuova vita bellissima insieme a te. Che lei e la sua casa siano benedette dalla tua presenza. Noi ti chiediamo questo e ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Arriverà anche il tuo giorno, Edoardo. Io credo veramente questo. Sai, io non sono un profeta, non posso dire un giorno sicuramente tu accetterai, ma la parola di Dio ci insegna che i figli di Dio si riconoscono dai frutti e in te si possono vedere questi frutti. Amen. Amen. Ci sono i compleanni, c'è qualcuno che ha compiuto, c'è Gideon, ci sarebbe Gideon, no? Che ha compiuto gli anni ma oggi non c'è. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni in quest'ultima settimana? Fabiana ha compiuto gli anni. Qualcun altro ha compiuto gli anni nell'ultima settimana. Non nascondetevi perché dopo dei tanti auguri vi arriva un assegno di 1.000 euro. Ah, Nedali, è vero, la Nedali? No, però per i minorenni non c'è l'assegno, eh? No, no. Qualcun altro ha compiuto gli anni? Nessuno? L'Andrea ha compiuto 19 anni in Italia. Però se non mi ricordo male Sonia non ha partecipato al suo compleanno perché era già partita, quindi Sonia vieni a prenderti gli auguri anche te. Ecco Nedali, vieni. Eccoci qua. Amen. Allora facciamo una preghiera per Nedali, per Fabiana che hanno compiuto gli anni nell'ultima settimana, anche per Sonia che l'ha compiuti più di un mese fa, ma non c'era il giorno del suo compleanno. Allora recuperiamo perché è giusto che tutti passino questa vergogna. Ognuno deve prendere la sua croce. Amen. Preghiamo insieme. Dio, benedici, Signore, la vita di queste tue 3 figlie, Signore, per questo nuovo anno che hai concesso, Signore. Mettiamo davanti a te Nedali, Fabiana, Sonia, Signore, che le tue migliori benedizioni, che la tua presenza, Signore, che la tua gioia, la salute, la felicità, Signore, che viene da te, possano regnare, Signore, in questo nuovo anno che tu hai messo davanti a loro, perché lo vivono e perché si riempiono, Signore, del tuo Spirito. Nel nome di Gesù, benedici ognuna di loro. Amen. Che Dio possa benedire tutti quanti noi, che le sue migliori benedizioni riempiano questa nostra settimana e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo di Dio siano sempre nella nostra vita. E come uno in Cristo possiamo dire Amen.